Doveva fermarsi appena 5 minuti, giusto il tempo di prelevare dal campetto sportivo l'amico del figlioletto, ma in 5 minuti è successo l'impossibile. 3 ladri sono entrati nell'auto che aveva parcheggiato, le chiavi inserite, il motore acceso e all'interno il figlio di 8 anni che lo stava aspettando. Nelle immagini riprese da un testimone oculare diffuse su Facebook vengono immortalati gli istanti del pomeriggio di paura vissuto da un papà di Candiana. Questo è il momento in cui 3 rom, che hanno appena tentato di rubare l'auto con il figlio a bordo, sono stati fermati dai carabinieri. Poco prima la banda di ladri si era messa al volante senza accorgersi che nel sedile posteriore c'era un bambino annichilito dalla paura. La scena è avvenuta sotto gli occhi del papà, che non ha esitato un secondo e si è aggrappato alla portiera della sua Peugeot mentre i ladri tentavano la fuga rocambolesca. Il 42enne è stato trascinato per un centinaio di metri fino a quando il ladro a bordo dell'auto rubata si è scontrata con quella del complice e così 3 banditi hanno tentato di scappare a piedi mentre sul posto arrivavano i carabinieri. La loro fuga è durata pochi minuti. 3 sono stati arrestati. Si tratta di 3 giovanissimi rom, i fratelli Lander e Weiner Cari di Vighizzolo d'Este, hanno 23 e 19 anni, e un parente, Kim Cari di 26 anni, che vive a Salgareda nel Trevigiano. Il 23enne Lander Cari, che guidava l'auto rubata con il bambino a bordo, aveva un tasso alcolemico di 2,32, quasi 4 volte sopra il limite di legge. Anche il complice alla guida dell'altra auto è risultato positivo all'alcol test. Dopo alcuni momenti concitati, ai carabinieri che li hanno arrestati e portati subito al carcere Due Palazzi di Padova hanno detto che volevano solo rubare la macchina e che non si erano accorti che nel sedile posteriore c'era un bambino. Sono accusati di furto e resistenza. Il piccolo di 8 anni sta bene, ma in via precauzionale è stato portato in ospedale visto il gran spavento. Medicato in pronto soccorso, anche il papà, trascinato per metri, ha riportato alcune scoriazioni alla gamba.